noi abbiamo fatto l'1,3% dei fabbricati che sarebbero necessitanti di questa opera, e a giugno, se non si è eseguito il 30% delle opere, queste case non avranno più diritto alla defiscalizzazione del 110%. Il dato relativo alla percentuale di abitazioni private finora realizzate in Veneto grazie al 110% spiega senza troppi giri di parole le conseguenze dell'aumento delle materie prime, con una corsa frenetica all'approvvigionamento per rispettare i termini previsti dal decreto. Eppure il 110%, che aveva visto il Veneto tra le regioni più virtuosi in termini di osservazioni eseguite, seconda dietro alla sola Lombardia, aveva permesso di registrare un aumento di fatturato del 20%, segnando una ripresa del settore dopo anni molto difficili. A fermare la ripartenza ora il costo delle materie prime. Rame, sempre più difficile da reperire, registra rincari del 43%, costo del latterizio triplicato, gas, energia elettrica alle stelle. A questi va ad aggiungersi il prezzo della manodopera. Le squadre che mettevano in opera i cappotti esterni, che fino a qualche mese fa chiedevano 15-20 euro al metro quadrato, ne stanno chiedendo 50-55. E così lievita anche il costo finale di una semplice abitazione, che aumenta del 20-25%. La conseguenza è che molti cantieri aperti sono costretti allo stop, altri proprio non partono. Noi quotidianamente diciamo di no a 6-7 cantieri ogni giorno per l'impossibilità di eseguirli. Se nei cantieri privati c'è la possibilità di trovare un accordo, ben diverso il discorso per le opere pubbliche. Abbiamo dei contratti già sottoscritti con delle opere già iniziate, alle quali non ci possiamo sottrarre perché dovremmo sopportare delle forti penali. Sempre più spesso le imprese si vedono costrette a rinunciare agli appalti. Noi abbiamo già delle gare che sono andate deserte, soprattutto nel settore stradale, dove l'incidenza del bitume, quindi degli asfalti, è enorme. Le aziende si trovano così di fronte ad una scelta difficile. Probabilmente è meglio pagare una penale per non portare a compimento il cantiere, piuttosto che portarlo a compimento con delle passività insopportabili.